Buonasera, benvenuti in biblioteca in occasione della sessione primaverile della 14ª edizione della rassegna Sul filo del discorso, finanziata dal Comune di Olbia e dalla Regione Sardegna e organizzata dallo staff della Biblioteca Simpliciana. Oggi presentiamo I Principi di Anglona, l'autrice è Cristina Ricci e ad accompagnare l'autrice ci sarà Paolo Ardovino. La trasmissione andrà in diretta sul canale YouTube della biblioteca, dove poi si potrà rivedere in qualsiasi momento sui vostri dispositivi. Naturalmente il libro è edito dalla casa editrice Tafros, che rappresento, e quindi buona presentazione. Grazie Dario. Grazie Dario. Grazie mille. Inizio col dire che è molto bello vedere tante persone, una presentazione letteraria, perché non è mai scontato, poi anche sull'orario ci chiedevamo, insomma una presentazione pomeridiana, quindi è bello, è una bella risposta. Una bella risposta al Principato di Anglona, all'ultima pubblicazione di Cristina Ricci, credo non abbia bisogno di presentazioni intellettuali a tutto tondo, però la facciamo una bella presentazione. Tutti la conosciamo per motivi diversi: diplomatica internazionale, guida turistica, docente di lingue straniere, di tedesco, assistente di volo, una presenza che arricchisce il valore intellettuale di Olbia, diciamolo, le cose vanno lette, poi siamo anche registrati, quindi questo rimarrà. Il Principato di Anglona è una storia con la S maiuscola, che va indietro nei secoli, però è anche un racconto che affronta diversi luoghi, che parla di curiosità. E il primo aspetto che vorrei affrontare con te, Cristina, è proprio questo, cioè è una storia che è nata da un viaggio, da più viaggi nei luoghi, attorno a questa parola, Anglona, che tu hai trovato prima in Basilicata, a Tursi, sì. Adesso ce lo racconterai bene, sto sintetizzando le tappe. È nato un gemellaggio con l'Anglona vera, la nostra, la subregione della Sardegna. Poi però hai trovato a Madrid, in Spagna, una via Principe d'Anglona, e anche lì, insomma, questa curiosità non era casuale, quindi sei andata a vedere anche lì il perché, e ne è uscito fuori un principato di cui non sapevamo nulla e delle figure romantiche molto belle, una principessa e due principi. E quando ci sono di mezzo principi, principesse, è bello ascoltare la storia che c'è dietro. Cristina Ricci, quindi ti chiedo com'è nata la tua ricerca attorno all'Anglona. Grazie Paolo, è un piacere veramente averti qui con noi. Buona serata a tutti. Vorrei iniziare con una domanda a voi, gentile pubblico. Qualcuno di voi conosceva il Principato di Anglona o il Principe di Anglona? No. Mi rivolgo ovviamente ai sardi, doc, che qui vedo, insomma, ben rappresentati. Nessuno? Ecco, sì, perché effettivamente è stata una scoperta, per me è stata una scoperta, e come tutte le scoperte mi ha riempito di felicità. Diciamo che questa scoperta è maturata nel tempo. Non potevo certo immaginare di approdare a scrivere un testo sul Principato di Anglona quando in Basilicata 25 anni fa scelsi Tursi per un documentario per la televisione franco-tedesca Arte, oltretutto presente nel libro che tu hai presentato, Storia di terre e di sapori, e lì conobbi il santuario romanico dell'Anglona. Il culto della Madonna dell'Anglona è una devozione popolare in quel territorio di Tursi. Siamo in provincia di Matera. Tursi è stato il feudo più importante dei Doria. Infatti Palazzo Tursi a Genova, no? Il municipio di Genova si chiama Palazzo Tursi in memoria di questo feudo lucano. Comunque c'è questa basilica romanica, in realtà abbastanza simile anche agli stilemi romanici qui presenti in Sardegna, dedicata alla Madonna dell'Anglona.
E quindi questa cosa mi ha veramente colpito, no? Poi quando ho potuto, quando è uscito il libro, Storie di terre e di sapori, che scrissi durante il Covid, dedicai un capitolo anche a Tursi, e quindi il sindaco di Tursi mi volle premiare perché avevo valorizzato il territorio, insomma, no? E però nella motivazione del premio Rabatana, di cui mi ha insignito, c'è proprio scritto affinché la dottoressa Ricci crei un ponte tra la sua meravigliosa Sardegna e la nostra città di Tursi. Quindi mi ha dato proprio un mandato. Allora io, forte di questo mandato, mi sono precipitata all'Unione dei Comuni dell'Anglona. Ho parlato con il presidente, l'allora sindaco di Osilo Ligios, e gli ho detto: guarda che c'è un'Anglona in Basilicata che ci aspetta. Insomma, e quindi è nato il progetto delle Anglone. L'Anglona sarda si è unita in un patto di amicizia con l'Anglona della Basilicata, con Tursi, abbiamo fatto un convegno e ovviamente siamo rimasti in un clima di culto, no? Diciamo, si parlava di culto della Madonna dell'Anglona, appunto. Si tracciavano delle possibili linee di convergenza che non abbiamo effettivamente trovato, quindi largo agli studiosi, direi, no? Però la faccio breve, insomma, questo, diciamo, questo percorso, anche questo non scontato, questa adesione, no, dei sindaci, degli 11 sindaci dei comuni, dell'Unione dei Comuni dell'Anglona al progetto delle Anglone, mi ha ovviamente ringalluzzito, e quindi procedevo con gli studi finché non ho trovato effettivamente a Madrid, sapete, chi cerca trova, la via del Principe di Anglona è incredibile, ma è vero, proprio nel centro reale di Madrid esiste un Palacio dell'Anglona, esiste un giardino occulto, si chiama così, è un giardino delizioso, un'oasi di pace nel centro di Madrid. Ovviamente nessuno sa, perché ho fatto anche delle interviste così alle persone del quartiere, no? Ma dico, ma lei sa perché questo principe, che è soprattutto uno tra i tre della dinastia, si chiama così, Anglona? Nessuno ovviamente abbina, no, questo nome a un territorio della Sardegna. E quindi questo è stato molto molto importante. Poi da diplomatica vi dico che l'Italia e la Sardegna in particolare sta attraversando un momento di grande di felici relazioni con la Spagna, con Sanchez y todos los otros. È veramente una cosa interessante questa, perché sono stati i nostri primi sostenitori della Sardegna per quanto riguarda l'Einstein Telescope, ad esempio. Ma voi lo notate anche voi quanti spagnoli, quanti spagnoli sono in Sardegna, vengono d'estate a trovarci, quindi c'è un interesse molto forte. Quindi quando finalmente siamo riusciti ad ottenere udienza all'Ayuntamiento de Madrid, cioè il comune, praticamente colui che ci ha ricevuto, il professor Emilio Del Rio, che è una eminenza veramente grigia della cultura e anche dell'amministrazione madrilena, ci ha salutato come un segno del destino. Perché quest'anno a Madrid verrà inaugurato un parco con annesso museo dedicato a chi? Alla principessa di Anglona, che però in Spagna è più conosciuta come la duchessa di Osuna. Che coincidenza, quale destino fatale. Questa è. Però a noi piace chiamarla, con questa pubblicazione a maggior ragione, Principessa d'Anglona invece. Principessa di Anglona, Ci racconti la sua storia? E come ha iniziato la beh, storia la del Principato? la principessa di Anglona intanto deve il suo titolo all'Anglona, appunto, no? È stata nominata
principessa in virtù, poiché l'Anglona è stata eretta a rango di principato. Tutto ciò succedeva nel 1767. La curiosità, la cosa che veramente ha suscitato il mio interesse è come mai il re Sabaudo, no? Sentì il bisogno di erigere, in un momento in cui dal 1720 la Sardegna era passata, dopo la guerra di successione spagnola, era passata quindi sotto la casa Savoia. Come mai il re Carlo Emanuele sentì il bisogno di erigere questo territorio, l'Anglona in particolare, a principato? L'ha fatto lui. E ha dato il titolo, ha insignito una nobildonna spagnola oltretutto. Quindi questa domanda ha animato un po' tutta la mia ricerca e devo dire che risposta certa non c'è, a meno che io non trovi poi ancora negli archivi di Madrid qualche documento che ancora non è emerso. Però il motivo reale per cui il re appunto insignì la principessa del titolo ci sfugge. Sicuramente io posso immaginare. Il console Cesare Bail, che diciamo supportava gli interessi della principessa di Anglona, ovvero della sua famiglia. Quando la principessa fu nominata era ancora minorenne, aveva 11 anni, quindi però dovettero intanto vincere una causa, la causa per lei e sua madre Faustina, per avere diciamo l'attribuzione, il riconoscimento del feudo sardo, degli stati sardi di Oliva, che diciamo erano stati costituiti nel 1421. E ci fu tutta una causa che si protrasse perché praticamente non erano stati esibiti i documenti della successione. Sono cose queste della successione feudale molto molto complicate. Ci siamo, diciamo, le carte, eccetera. È stato abbastanza impegnativo, anche perché questi spagnoli hanno tutti gli stessi nomi, no? Per cui poi veramente non è stato facile. Comunque io penso che il re Carlo Emanuele III, piemontese, che finalmente era diventato re, ed era un re nuovo nella compagine europea, volesse dimostrare la propria, come dire, la propria grandezza, la propria magnanimità, dopo evidentemente aver ascoltato il console spagnolo che gli aveva, diciamo, fiorito, aveva veramente decantato la grandezza di questa famiglia della principessa di Maria Josefa Pimentel, la futura principessa, e quindi che il re, per entrare anche lui nelle grazie delle grandi monarchie europee, quindi quella spagnola, abbia voluto omaggiare questa feudataria, questa contessa, duchessa, di un titolo ancora superiore, datole dalla Sardegna, principessa di Anglona. Quindi un motivo puramente diplomatico, perché non è che questo titolo portasse, diciamo, altro, ecco, più che altro un prestigio. Era prestigio. Sì, e la destinataria appunto si chiamava Maria Josefa Pimentel. Sapete che in Sardegna c'è anche un paese, no? Che si chiama Pimentel. E comunque è un nome che viene dal Portogallo. Maria Josefa Pimentel, la prima principessa di Anglona, insignita appunto dal re Sabaudo, è stata una donna importantissima, poi è diventata una donna importantissima in Spagna, una specie di Madame de Staël, una mecenate, una donna vicina al re di Spagna, una donna che poi ha sposato un uomo molto importante, Pedro Alcántara Tellez Girón, e quindi con questo matrimonio ha aumentato i suoi possedimenti, oltre a quelli sardi, poi
insomma, era una delle famiglie più potenti di tutta Madrid. Pensate che Goya, se andate al Museo del Prado, trovate il ritratto di Maria Josefa Pimentel e di tutta la sua famiglia. È un ritratto famosissimo per chi studia storia dell'arte, e lo ritrovate al Museo del Prado, ed è proprio la duchessa di Osuna, Maria Josefa Pimentel. Inoltre, pensate che lei invitò nella sua casa Boccherini. Boccherini fu il maestro d'orchestra dell'orchestra privata della famiglia dei duchi di Osuna. Quindi siamo a dei livelli molto molto alti di mecenatismo, diciamo di inserimento anche nella cultura europea, e inoltre lei come figura femminile ha avuto, perché ho detto Madame de Staël, perché oltre a un ruolo intellettuale lei anche, diciamo, aveva un atteggiamento molto molto moderno, molto illuminista nei confronti dell'educazione dei suoi figli, li portava sempre con sé nei suoi viaggi, quindi non erano dei figli aristocratici protetti, no, ingessati, no, viaggiavano insieme a lei. Poi ha introdotto tante cose, i vaccini in Spagna, ha sostenuto le donne, i bambini orfani, insomma ha fatto tante opere. Tutto questo verrà rievocato, verrà narrato quest'anno, perché, come diceva il professore Emilio Del Rio, quale coincidenza incredibile, quest'anno a Maria Josefa Pimentel verrà dedicato uno dei musei più importanti di Madrid. Si trova vicino c'è proprio una fermata della metro, El Capriccio si chiama, in un parco meraviglioso. E quindi ovviamente quando sarà inaugurato questo museo ci saremo anche noi dell'Anglona, voglio A dire. ribadire, esatto, Sì, questo sì, siamo titolo. stati invitati, questa è una cosa meravigliosa veramente, perché c'è un ponte ormai che è stato, diciamo, Ormai c'è, esiste, hai avuto ormai il c'è. mandato, quindi. Sì, Però sì, sì, sì. Mm. questo principato, abbiamo ascoltato un po' il profilo dell'iniziatrice del Principato di Anglona. È un principato che poi sopravvive, uno dei suoi figli, il quarto, se non sbaglio, diventa principe, le succede, e poi il Sì. nipote, quindi abbiamo altri due principi. Ti chiedo anche da una lettura tua personale dei fatti, degli eventi, dei personaggi, perché poi invece la piccola grande storia del Principato di Anglona non è sopravvissuta al Ah. tempo, cioè l'hai detto all'inizio, sei dovuta andare per riscoperte, hai dovuto riscoprire o scoprire per la prima volta tante cose che noi invece non abbiamo Beh, mai questa affrontato. domanda sono sempre congetture che io, diciamo, Mm, non ci sono risposte, a parte il fatto che è solo l'inizio, no? Questo di una ricerca, come diceva qualcuno, dice Cristina, sei stata coraggiosa. Sì, sono stata coraggiosa anche perché non sono una storica, però le ricerche in archivio le ho fatte e ci ho dedicato tanto tanto tempo. A Toledo, c'è un archivio meraviglioso a Toledo. A Cagliari ovviamente, a Torino. Comunque, secondo me, questo capitolo della storia sarda, che include anche il Principato di Anglona, e non solo, perché poi ci sono altri territori che sono stati eretti a ranghi superiori dal re, non c'è stato, come Principato è l'unico, è stato l'unico e rimane l'unico di tutta la storia sarda. Però, per esempio, anche il Monte Acuto è diventato un ducato, cosa che prima non era, era un'incontrada, eccetera, eccetera. Eh, Dunque, io penso che per molto tempo, io come guida turistica questa cosa l'ho percepita molto, nei miei studi, nelle mie preparazioni, nella mia narrazione della Sardegna, la Spagna sia stata raccontata dai sardi, sia stata percepita in questa narrazione dai sardi ancora come una ferita molto sanguinante. E quindi è stata un po' per tanto tempo, fino
ad adesso, no? Un po' un macigno, un qualche cosa che c'era, che ha condizionato la nostra storia, insomma, per 4 secoli buoni, e che però veniva percepita, non dico come una maledizione, però come una ferita, come un qualche cosa che effettivamente non si integrava bene con un senso di positivo, di rinascita, di cultura, eccetera, bensì diciamo il versante più negativo, quello di una storia fatta di soprusi, di oppressione, come dire, di fiscalità gravosa, eccetera, era quello che era sempre sentito come come quello preponderante. Probabilmente, non probabilmente, sicuramente tutte le famiglie locali, insomma, in Sardegna sono state afflitte da questo sistema feudale, no? Da questi oneri così pesanti da pagare, che hanno tenuto la Sardegna in miseria, diciamo, no? Che non l'hanno fatta progredire. Ecco, perché poi l'Anglona, adesso il focus del libro è sull'Anglona. L'Anglona aveva una nomea, il granaio, era un granaio, cioè nei tempi dei Romani, no? L'Anglona produceva, era conosciuta, cioè nei testi storici ha questa fama di terra fiorente, in cui veramente il grano dell'Anglona sembra superiore a quello di tutti gli altri territori sardi. Emergeva questo territorio dell'Anglona, ma certo che quando poi il re ha fatto la sua indagine in tutta la Sardegna e soprattutto negli stati sardi dell'Oliva, quelli cioè ereditati dalla principessa d'Anglona, da Maria Josefa Pimentel, ha dovuto riscontrare l'arretratezza di un'agricoltura che ormai cioè, non era quella certo fisiocratica, cioè era rimasta molto molto arretrata, per cui non si riusciva più a produrre quello che l'Anglona avrebbe potuto invece produrre, per cui anche la scelta, no? Perché poi nelle carte, no? Allora, il re vuole dare più importanza a questi territori, non all'Anglona in particolare, e incarica c'era il ministro Bogino, no? Lo conoscete tutti, quindi incarica di fargli delle proposte, e l'Anglona non è stata la prima proposta come principato, prima sono stati proposti altri territori. Quindi alla fine invece, come spesso succede in politica, sono state il gioco delle 3 carte, insomma, no? Alla fine l'ha spuntata l'Anglona, è diventata principato l'Anglona. Io penso in virtù della sua fama, in virtù proprio della sua fama antica, e quindi hanno voluto insignire l'Anglona piuttosto che il Montacuto, piuttosto che il Marghine di questo titolo di principato. Anche perché nella storia invece è sempre rimasta un po' costretta, no? Nella storia dei giudicati apparteneva al giudicato di Torres, e oggi invece comunque è una subregione che poche volte viene nominata, insomma è costretta da un lato dall'area del Sassarese, di tutto l'interno sassarese, dall'altra dalla Gallura. Ti chiedo però anche gli incontri che hai fatto, cioè hai visitato tanti archivi, ti sei spostata dall'isola alla penisola, Sì. ma anche alla Spagna. Quando ti presentavi e raccontavi la ricerca che stavi facendo, quali erano un po' le reazioni e se conoscevano anche, ecco, l'Anglona? Vediamo un po'. Allora, intanto io adoro l'Anglona come adoro tutti i territori remoti e sconosciuti, che sono sicuramente la nuova frontiera del turismo. Oggi si parla di undertourism, la nuova sfida del turismo versus overtourism, quindi diciamo che siamo in linea anche con questo, da un punto di vista della fruizione turistica.
quindi l'Anglona, diciamo, rientra in una mia sfera di predilezione, ecco. L'Anglona mi ha portato lontano. Allora, mi ha portato intanto a Madrid, nel comune di Madrid, e va bene, questa è la parte, diciamo, più ufficiale, più istituzionale. Però l'Anglona stessa, in quanto territorio remoto, mi ha portato a seguire un itinerario in Spagna, dove sono stata più volte e dove ritornerò quest'anno. Ho già altri 2 itinerari prenotati, a percorrere anche in Spagna delle tappe non banali, in luoghi non scoperti dal turismo, che ci riguardano direttamente. Allora, ve ne cito qualcuno, perché anche lì si è creato veramente un mio itinerario della memoria, però diciamo una memoria che adesso è forte, no? Poi ho conosciuto tante persone. Comunque, ecco, noi tutti negli ultimi anni, Valencia, no? Valencia, città, ecco, tutti vogliamo andare a Valencia. Certo, una città molto bella, sul mare, moderna, eccetera. Ma a 50 km, 60 km a sud di Valencia ci sono Gandia e Oliva, che sono stati i presidi i presidi diciamo politici dei feudatari spagnoli in Sardegna. Per esempio Gandia, dove quest'anno c'era, quando sono capitata lì, c'era il raduno di tutte le confraternite spagnole, quindi una cosa anche che abbiamo, diciamo, ereditato dalla Spagna. Ma a Gandia c'è un palazzo ducale strepitoso, di una bellezza sconvolgente, ed è il palazzo dei Borgia, duchi di Gandia. E in questo palazzo, in cui si narra tutta la storia dei Borgia, i Borgia, quelli che hanno dato vita a ben 2 papi, c'è una sala che si chiama la Sala degli Stati Sardi di Oliva, quindi dedicata agli Estados Sardos de Oliva. Ecco. Perché gli Stati Sardi di Oliva si chiamavano così, questo feudo che comprendeva il Marghine, Macomer, appunto il Monte Acuto, con capitale Ozieri, e l'Anglona, no? Quindi c'è una memoria feconda. Quindi quando io mi sono presentata, sono andata anche nell'archivio di Gandia, sono andata al comune di Gandia, c'era un grande interesse, una grande sorpresa. Ci stanno aspettando, questo vi voglio dire, ci stanno aspettando, perché anche loro, diciamo, sono dei luoghi, diciamo, non so, a parte che Gandia ha una spiaggia enorme, sono molto conosciuti dai tedeschi, eccetera, dalle popolazioni del nord che vanno in queste spiagge incredibili della Spagna. Però già Oliva, che è un po' più giù di Gandia, ha una spiaggia più accogliente, che secondo me a noi piacerebbe di più. E Oliva è proprio la sede, no? del conte di Oliva, conte de Bernardo de Centelles, che è stato il primo. A lui fu assegnata nel 1421 da Alfonso il Magnanimo il più esteso feudo della Sardegna, e quindi lì ritroviamo le vestigia e alcune parti del castello, c'è anche via Ozieri a Oliva. Infatti ho conosciuto un consigliere comunale che mi ha detto: ma io è tutta la vita che abito a Ozieri, perché alla casa in via Ozieri. Alla casa in via Ozieri. Loro sono pronti, va portato nella vera Ozieri. C'è un comitato, no, ma c'è un comitato a Oliva pronto per stringere un patto di amicizia con Ozieri, perché loro ci tengono moltissimo. Pensate che questo libro lo hanno già tradotto in catalano, sta per essere pubblicato, pensate quanto ci tengono, ed è un paese piccolo,
paesino relativamente piccolo sul mare, e quindi ecco, questo è il senso anche, no? Per cui anche quando noi faremo il nostro viaggio a Valencia, ma dobbiamo andare a Oliva, a Gandia, a conoscere il nostro passato, perché ci sono tracce della nostra memoria. Io l'ho fatto, mi sono fatta tanti amici lì e ci stanno aspettando a braccia aperte, veramente. Spero di riuscire diciamo, a portare a buon fine con l'amministrazione di Ozieri questo patto di amicizia con Oliva, che in realtà è già pronto. È pronto perché se ne sono state già esplorate e indicate tutte le convergenze, le affinità culturali e storiche che uniscono il nostro passato a quello di Oliva. Quindi due O. Oliva Ozieri. Oliva Ozieri. Questi sono due luoghi, diciamo, a sud di Valencia. Poi sono stata a Borgia. Borgia, che si scrive con J, Borgia. È un paese, piccolo paese agricolo vicino a Saragozza. Saragozza, ovviamente bisogna andarci perché il nostro passato è legato a Saragozza, ma Borgia, diciamo, poi i signori di Borgia che divennero potenti vennero nominati duchi di Gandia, e quindi ecco perché il palazzo di Borgia si trova a Gandia. Però io sono voluta andare anche a Borgia perché è un nome troppo evocativo, no? E quindi vedete, lì c'è anche un centro studi, il centro studi borgiano, e quindi sono andata lì, così mi sono presentata. E quindi mi stanno aspettando per una presentazione del libro anche lì. Ci sono degli amici già a Borgia che conoscono la storia del principe, che ovviamente non conoscevano, perché neanche loro la conoscevano, nessuno, cioè non è che in Spagna si conoscesse la storia del principe. In realtà il principe di Anglona, cioè il quarto figlio della principessa che veramente è conosciuto nella storia come il principe di Anglona, perché è stato un grande eroe dell'indipendenza spagnola, della guerra d'indipendenza contro la Francia. Questo principe di Anglona è una figura storica importantissima, però nessuno è andato mai a indagare sul suo titolo, lui è conosciuto come Anglona. Ho letto la sua prima biografia scritta dal capo del Senato quando lui morì. Proprio quasi subito dopo la sua morte uscì questa biografia e lui viene nominato, cioè non viene chiamato Pedro Alcántara, no, l'Anglona, addirittura a volte il principe di Anglona oppure l'Anglona. E quindi c'è anche questa bella risonanza del nome Anglona, no? Che mi ha stuzzicato tantissimo. Esatto, infatti c'è tutto un capitolo dove una digressione fonetica proprio su questo nome che ti ha ispirato, vedo. Ma non è che mi ha ispirato, perché io diciamo ho preso atto della realtà, no? Allora dicevo, sentivo questi spagnoli che pronunciavano con un senso di compiacimento Anglona. Allora dicevo, le piace questo nome? Dicevo io. E dice sì, è proprio un bel nome italiano, Anglona. Allora, cioè, a loro piace pronunciare questo nome, Anglona. E in effetti io poi ci ho pensato, dico, è proprio un bel nome, Anglona. O no, non vi pare? Si pronuncia bene, è veramente una bellissima parola, ha una sonorità italiana, cristallina, è bellissima. Allora dovete sapere che la mia prima tesi di laurea magistrale in Germania, no, scusate, la seconda, quella a Sassari, è stata proprio sulla in glottologia, no? Sulla le relazioni tra il suono e il senso. No? Quindi c'è tutto il discorso delle onomatopee, di come nascono certe parole che, insomma, ovviamente sono tutte teorie, non ci sono delle verità, però sono delle teorie molto affascinanti e quindi si parla di fonosimbolismo, il fonosimbolismo. E quindi ho affrontato una ricerca fonosimbolica del nome Anglona che ci porta evidentemente in un palazzo reale.
in un palazzo reale, perché tutti i suoni di questa Anglona, vedete che non c'è neanche una consonante occlusiva, non c'è un suono esplosivo, è tutto fluido, c'è la N, la L, ci sono delle belle vocali aperte e quindi è un nome che veramente esprime una grande sonorità, una sonorità fluida, non no, delle consonanti forti, taglienti. Quindi niente, ho fatto questa ricerca ed effettivamente la ricerca fonosimbolica porta che fa parte in un palazzo reale, sì. di tutta la curiosità che ti ha mosso attorno a questo. Sì. Prima parlavi del tuo percorso, parlavi del tuo itinerario, no? Dell'idea Sì. dell'itinerario della memoria. Ecco, chiamo in causa qui la guida turistica. Ti chiedo, Sì. un itinerario se dovessi proporre l'Anglona. A parte che a me verrebbe da dire, sono 11 se non sbaglio i comuni, ma li sappiamo un po' tutti i comuni dell'Anglona. Cioè, se dovessimo dire Anglona, per esempio, qualche comune, Castelsardo, certo. Perfetto, eh, siamo preparati. Ed è un territorio che personalmente ho anche riscoperto da poco perché alla Erru è nata una pinacoteca, Ah, è un progetto artistico bellissimo, ah, e a Martis invece ci sono dei ragazzi che sono molto attivi con un'associazione, con un festival che sta prendendo piede. sì, come si chiama questo film? Il festival non mi ricordo come si chiama, ma il ragazzo, Davide Tuseddu, Ah, è un ragazzo di 30 anni che ha detto riscopro le tradizioni di bello, Martis fa e piacere. quindi sta mettendo in piedi dei bei appuntamenti, ma sono un po' anche autoreferenziale perché a qualche evento prenderò parte, quindi anche Ah, per questo mi fa piacere bene, ricordarlo. vedremo. Però ecco, io ti immagino anche in viaggio oltre che per l'Europa, anche tra le strade del Nord Assolutamente, Sardegna e assolutamente dell'Anglona. Come sì. la promuoveresti? Beh, intanto un territorio principesco, visto che è un principato, e io la narrazione dell'Anglona è tutta da ridisegnare, perché è pratica consolidata delle agenzie turistiche, eccetera, di convergere tutti soltanto a Castelsardo. Castelsardo è diventata una meta veramente difficile per le guide turistiche d'estate o in bassa stagione, perché c'è proprio un impatto turistico troppo forte e la città diciamo, non è sostenibile. E pensare che a solamente 7-8 chilometri c'è la bellissima chiesa di Tergu, no? Per non parlare poi di Sedini, per non parlare della vecchia capitale Nulvi, che ha un centro storico strepitoso, oltretutto c'è la cappella che conserva i candelieri, i candelieri di Nulvi, che veramente io mi sono commossa quando li ho visti, e quelli si possono visitare, cioè eh, oltre al contesto, diciamo, paesaggistico, ambientale, ovviamente, no? Che ci riporta a ampi spazi e colline, diciamo, vulcaniche con ampi spazi di verde, greggi, delle grandi greggi, quindi anche veramente una situazione rurale eh, di floridezza, possiamo dire, però allo stesso tempo di pace. Ecco, io direi che l'Anglona potrebbe, perché il progetto sta andando avanti, noi adesso dobbiamo andare a Osuna in Andalusia, dove sono sepolti i principi di Anglona. Poi quando verrà inaugurato il Parco del Capriccio saremo lì. Quindi ci sono ancora 2 o 3 visite fondamentali che dobbiamo fare. Ma io
nelle presentazioni, questa è la primissima, nelle presentazioni che faremo in Anglona, spero, esorterò la popolazione dell'Anglona, ma esorto anche voi, tutti voi, a scrivere dei racconti fantastici anche sui principi di Anglona, cioè per dare anche una struttura narrativa a queste visite che sicuramente possono, come dire, possono piacere al turista contemporaneo che ricerca un viaggio rilassato, cerca un viaggio appunto sostenibile, di pace, eccetera. Certo, le strutture ricettive, i narratori devono ancora forse, no? Però tu mi stai già parlando di Davide Tuseddu, Qualche quindi iniziativa c'è. ecco, io Sì. sono molto ottimista perché dobbiamo battere questa strada, dobbiamo andare, portare le persone, che siano i nostri amici, che siano i turisti, in questi luoghi così ricchi di storia del passato, una storia che ci porta in Spagna in questo caso, ma anche di storie di gente veramente simpatica, in gamba, di gente che produce un formaggio straordinario come quello che fanno a Nulvi, no, il Gran Anglona lo conoscete. Ecco, ci sono delle ricchezze. Ci sono le cascate poi, anche in Anglona, è ricco d'acqua, è un territorio ricco di acqua. Poi diciamo è veramente vicino anche al mare, no? Se mai uno volesse trovare un refrigerio sulla costa, no? È vicinissimo. Quindi questi 11 comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas, voi capite che l'Unione dei Comuni dell'Anglona è un ente politico, quindi ci sono un po' come dire, delle novità, no? Perché la politica cambia i propri assetti nel corso della storia, per cui per esempio Castelsardo non fa parte dell'Unione dei Comuni dell'Anglona, ma Castelsardo è una città regia, è sempre stata un po' per conto suo, no? Ecco, questo lo sappiamo. Però diciamo in questo progetto delle Anglone è anche coinvolta la bassa valle del Coghinas perché si è accorpata appunto politicamente, culturalmente all'Anglona. E quindi insomma le propaggini dell'Anglona. Poi Osilo fa parte dell'Unione dei Comuni dell'Anglona, siamo al confine, no? E lì sul monte Tuffudeso, dove c'è anche, siete mai stati a Osilo, no? C'è il castello, ovviamente. Lì il generale La Marmora era uno dei punti trigonometrici delle sue rilevazioni geodetiche più importanti del nord Sardegna, perché da lì proprio si spazia sulla Corsica, tutto il golfo dell'Asinara e poi a sud, cioè si vede una bella porzione di Sardegna, quindi per chi ama anche quelle lontananze, gli ampi orizzonti, ci sono ci sono dei punti in Anglona molto molto belli da frequentare. Ecco, si tratta un po' di orientare i flussi turistici verso questa regione che è vicina, no? È vicinissima a Sassari, ad Alghero, ecco, non dico di non andare a Castelsardo perché vabbè, però insomma Andare anche oltre. di andare oltre, sì. Anche perché poi pensavo, sulla scorta di quello che dicevi, che abbiamo molto bisogno oggi quando parliamo di turismo, insomma si parla molto di narrazione dei territori e direi che questo volume è un assist È un perfetto. assist, sì, ho voluto proprio dare un assist perché deve nascere uno storytelling, no? Sia digitale che personalizzato, sui principi di Anglona, anche se non hanno mai messo piede in Sardegna, perché questa è la verità. Sì, però ciò non toglie che si possono creare delle storie a fumetti, si può narrare la storia di questa mitica principessa, cioè nasce tutto un immaginario che può essere collocato in vari luoghi e comunque, insomma, comunque la storia può essere raccontata, questa storia che dal 1767 si chiude proprio nel 1900, perché l'ultimo principe di Anglona, con lui si è chiusa la dinastia
muore a Biarritz. Lui poi non si faceva più chiamare principe, porta il titolo di principe, ma si faceva chiamare marchese di Cavalquinto. È uno dei tanti titoli che aveva, piaceva a sua moglie questo Cavalquinto, si erano sposati lì nel palazzo di Cavalquinto in Andalusia, quindi lui quando si è trasferito in Francia, a Biarritz, dovete sapere che Biarritz è una città bellissima sulla costa atlantica nel paese basco francese. Sono stata anche là, veramente è eccezionale, è una cartolina Biarritz. C'è una spiaggia proprio nel posto, frequentata dai surfisti tutto l'anno. Sì, sì. E a Biarritz, Biarritz divenne il luogo della nobiltà europea, in realtà un po' decaduta all'inizio del Novecento, della grande nobiltà europea, perché vi si era trasferito l'imperatore francese con la moglie Eugénie. E quindi insomma dettero vita a questo, diciamo, a questo centro balneare aristocratico, no? E allora anche il principe di Anglona, questo Marchese de Cavalquinto, diciamo il nipote della principessa, che era anche lui un artista, fondamentalmente era un artista e un nobile decaduto. Ma lo chiamavano il Don Magnifico a Biarritz, perché lui si circondava di arte, di artisti, viveva veramente in modo che tutti effettivamente potessero ammirare la sua magnificenza. E se andate a Biarritz, il Palazzo del Turismo, bellissimo, dove è collocato l'efficientissimo ufficio turistico appunto di Biarritz, era il suo palazzo, una palazzina in stile italiano, diciamo, ma nessuno sa però, perché io Ecco. siamo andati nella sala riunioni del palazzo e ho visto lo stemma. Ho visto lo stemma del principe della sua famiglia, degli esseri Chiron, no? C'erano proprio le sigle, ma loro non lo sapevano e quindi gliel'ho detto io. Hanno un Beh, titolo in più sì, che vabbè, possono la mostrare. storia va raccontata, se non c'è chi la racconta si disperde, e questo che ho voluto dimostrare. Cioè, effettivamente il Principato di Anglona c'era, esisteva, no? Perché la Carta Reale, voglio dire, se cercate, adesso che lo sapete, cercate, è pubblicata in internet, solo che nessuno ha mai dato molto rilevanza a questo fatto. Io, visto che ero già sull'onda dell'Anglona, del progetto dell'Anglona, quando mi sono ritrovata di fronte alla Carta Reale del Principato, evidentemente ho sentito un sussulto e ho proseguito le mie ricerche, E e che non sono finite oltretutto. ecco, infatti, Mm, perché ci hai dato un po' le coordinate anche di luoghi simbolo, no? Dove trovare tracce di questo principato, ci hai parlato degli incontri. Quanto tempo ci hai lavorato a questo progetto? Eh, il tempo, cioè chi scrive lo sa, qui ci sono molte persone che scrivono in questo pubblico, lo sa che un'idea magari ti nasce 20 anni prima, no? E poi dopo si realizza, si concretizza per una serie di circostanze, anche diciamo, per una serie di circostanze si concretizza in un determinato periodo. Però, allora, proprio per la stesura, no? Perché poi quando uno decide, si mette a tavolino, ti devi legare alla sedia, lo devi fare perché sennò le cose non si fanno. E quindi questo è durato con l'aiuto di una carissima amica di Olbia che mi faceva da editor quasi tutti i giorni. Io scrivevo, poi lei mi leggeva, dicevo, ma si capisce? Ehm, Dunque ci ho messo per questo qualche mese, però intenso, ma proprio per mettere nero su bianco, però al netto di tutti i viaggi e di tutte le ricerche, perché quello non si conta, perché le ricerche sono iniziate tanto tempo fa. Prossimo step, abbiamo detto qual è l'inaugurazione a Madrid del
del museo dedicato alla principessa. Sì, adesso proprio oggi ho sentito il comune di Osuna. Osuna è un comune di 17.000 abitanti circa, non distante da Siviglia. Ci potete andare in treno, tanto per darvi anche delle indicazioni. Ed è stata la patria dei duchi di Osuna, principi di Anglona, no? Perché ovviamente oltre al principe di Anglona avevano una pletora di titoli nobiliari. E c'è la collegiata di Osuna, nella cripta della collegiata sono sepolti i nostri principi, la principessa. Oltretutto, devo dire che questa cripta è uno degli episodi della storia dell'arte spagnola tra i più, diciamo, come dire, importanti. È veramente nota questa cripta, non tanto per i primi, proprio come manufatto artistico, architettonico e artistico. Addirittura Garcia Lorca la nomina quando parla nel suo famoso saggio sul duende, ecco, dice che la cripta di Osuna ha questo duende, no? Quindi ha questo spirito artistico intrinseco. Quindi bisogna andare a Osuna, assolutamente, dovete andare a Osuna, perché Siviglia la conosciamo tutti, no? Prendiamo il volo, Siviglia, ma Siviglia, da Siviglia bisogna prendere il treno e andare a Osuna. Assolutamente, non ne possiamo fare a meno a questo punto. Adesso no? come motivo, esatto, dopo aver avremo. letto il libro, sì, è la cosa che faremo adesso con i sindaci, andremo a rendere omaggio al luogo di sepoltura dei principi e intavoleremo insomma una relazione più concreta con la alcaldessa di Osuna, confidando che tutto ciò porti a un incremento, no, delle relazioni così feconde in questo periodo, ripeto, tra la Spagna e la Sardegna. Gli spagnoli vogliono conoscere la Sardegna, quindi sicuramente, ecco, io mi posso immaginare di organizzare anche un viaggio negli stati sardi di oliva, comprendendo Ozieri, l'Anglona, il Marghine, no? È un viaggio che va ben strutturato, va ben organizzato, insomma non mancano certo le cose da apprezzare, da vedere, le rilevanze ambientali, architettoniche, culturali, antropologiche, e io penso che veramente è anche abbastanza semplice realizzare questo itinerario per chi conosce la Sardegna. Prendiamo al volo il suggerimento, grazie Cristina Sì, Ricci. le guide Io non so turistiche prese. se ci sono delle domande, delle curiosità. Ho visto che prima di iniziare era già partito il firmacopio, ho visto che un po' tutti si sono Sì. avvicinati a te. Se c'è qualcuno che davanti, insomma in pubblico, vuole farti qualche domanda, però forse, Sì, ecco, prego. uno sì. Abbiamo visto nella storia della Sardegna di quel periodo, fine 1300, inizio del 1400, quando è venuta d'Arborea, no? Che ha dato un senso e una svolta alla storia della Sardegna. Che cosa ci ha lasciato questo principato di Anglona e la principessa e i suoi figli? Qualcosa che, insomma, di tangibile, di concreto. Sì, certo, è una domanda diciamo un po' maliziosa anche perché non ci ha lasciato proprio niente. No, vabbè, ho capito, Eleonora d'Arborea ovviamente diciamo è un paragone che non possiamo fare con la principessa di Anglona, ripeto, Maria Josefa Pimentel non ha mai messo piede in Sardegna, ma leggendo le carte, alcune le ho anche pubblicate, non ho pubblicato tutto, degli estratti perché altrimenti insomma diventava anche un libro, perché e poi l'obiettivo è di rendere una lettura anche scorrevole e divulgativa, cioè non volevo appesantire, no? Per cui poi chi vuole può approfondire, spero che gli storici vogliano approfondire.
E comunque, che cosa ci ha lasciato? Ecco, voi vedrete che le carte che questa principessa ha firmato per, diciamo, intanto concludere la vicenda legale, no? Che vedeva questo problema della successione, del riconoscimento del feudo, perché quello è stato il primo passo. Poi si è arrivati a una convenzione, chiamiamola così, si è arrivati a una convenzione che è stata stipulata tra la sua famiglia e il re del Piemonte, in cui la principessa, o chi per lei, insomma, si impegnava anche a fare delle opere di bene per l'Anglona e per il territorio, no? Ci sono proprio delle cose specifiche, che piantare un tot di alberi, creare delle borse di studio, chiamiamole così, per determinate persone che si rivelassero appunto propense agli studi, supportare delle famiglie povere, di buona famiglia, che non avessero pendenze penali, eccetera. Poi dovete pensare che in quel periodo l'Anglona era infestata da banditi, era una cosa tremenda. E quindi, diciamo, ci sono stati degli impegni che sono stati presi a livello così di patto, per diciamo, come spesso si fa, insomma, tra le parti, per un accordo bilaterale, ecco, per incentivare il benessere di questo territorio. I risultati, secondo me, sono stati quasi nulli, anche perché poi, diciamo, tutto questo succedeva nel 1767. Poi dopo l'abolizione del feudalesimo è arrivata nel 1839, per cui alla fine c'è stato anche poco tempo, c'è stato anche relativamente poco tempo per mettere a terra tutti quei progetti che, soprattutto a livello di agricoltura, di ammodernamento dell'agricoltura, erano stati paventati come, insomma, un po' una rinascita del territorio, che non c'è stata, questo lo devo dire. Poi gli altri, niente, si sono avvalsi del titolo di Anglona, che io adesso ho focalizzato, diciamo, ho voluto raccontare questa storia, però effettivamente loro pensavano alla loro Spagna, non pensavano alla Sardegna, di certo no. No. Certo, tramite personaggi locali, poi c'era il console spagnolo, che, diciamo, faceva i suoi resoconti sia a Cagliari che poi a Torino, e quindi vedrete che ci sono proprio delle lettere, ci sono delle descrizioni molto accurate di tutti i fuochi, insomma, di tutte le località. Certo, percepivano una rendita. Assolutamente, erano dei feudatari, quindi percepivano una rendita, è chiaro, attraverso. Sì, beh, ma questo era il feudalesimo, cioè voglio dire, il gioco economico di quei tempi era così per tutti, non solo per la Sardegna, era questo, quindi, no? Però, diciamo, se ci siano stati dei benefici, ne dubito. Ne dubito, però adesso pensiamo al presente, i benefici che ne possiamo trarre noi oggi, no? Da questo racconto, da questa cosa, perché anche il mio desiderio profondo è che chi vada a visitare El Capriccio, vicino all'aeroporto Las Barajas de Madrid, che diventerà uno dei musei, ripeto, almeno quello che mi hanno detto le istituzioni madrilene, più visitati di tutta Madrid, che trovi lì anche un angolino multimediale che lo riporti appunto a interfacciarsi con l'Anglona, se non altro, no? Con l'Anglona e comunque con gli stati sardi di Oliva, e che quindi ecco, questo spazio di osservazione, questa prospettiva dalla penisola iberica ci riporti dei benefici che forse non abbiamo mai avuto. Cosa dici, Matteo? E dipende anche da noi, ci dobbiamo dar da fare. Quando c'è stato il riscatto dei feudi, Sì. loro praticamente hanno ricevuto dei soldi
come tutti, si sono messi d'accordo, certo. Ma queste sono cose... No, anche i Savoia, no, il riscatto è stata una procedura che è stata concordata tra le parti e tutti i territori sardi sono stati riscattati, questo è evidente. Sì, non so. Penso proprio di sì, penso proprio di sì, che siano state delle imposte che sono state aggiuntive, che sono state però in nome della libertà dal giogo spagnolo, perché poi dopo siamo diventati piemontesi. Questa è la storia e non è che, diciamo, ma non è solamente una questione di soldi, no? Dobbiamo pensare a tante cose. Non pensiamo sempre solo ai soldi. Questo è evidente che l'economia Qualsiasi bandiera, esatto, è così, faccia quei è ragionamenti così. lì. Io, sì, anche Terranova. Ne abbiamo pagato le tasse praticamente al marchese di Terranova, al marchese del PES di Villa Marina, abbiamo fatto le guerre del sale, Sì, pressione feudale del sì. marchese del PES. Certo, ma se non c'era il marchese di Terranova ce ne sarebbe stato un altro, voglio dire, qualcuno c'è sempre che viene a riscuotere le tasse. È una cosa così è inevitabile Grande verità. nel consorzio umano. Permetto di dire che abbiamo anche una bellissima storia, anche qui a Terranova. Ah, sì, certo. Il marchese PES è diventato marchese PES perché aveva vinto una battaglia qui a Terranova, nella zona di Puzzoli, e aveva avuto il titolo di marchese PES di Villa Marina proprio dall'imperatore d'Austria, perché in quel momento era austriaca. E da lì è nata la potenza, la maggior potenza, erano già ricchi di famiglia, ma oltretutto per questo episodio che è venuto qui a Terranova nel 1710, la battaglia di Puzzoli. Conosciamo Pochi la la... storia che Sì, ha la sua importanza e quindi e ha i bisogna... suoi riflessi anche oggi, e soprattutto sulle battaglie del sale. I terranovesi erano obbligati con le comandate a raccogliere il sale per conto del marchese di Pesse per un piatto di riso, Sì, sì, certo. perdendo quei 15-20 giorni nel periodo migliore che dovevano custodire i propri greggi, e dovevano abbandonarlo per andare a raccogliere il sale al marchese, per ottenere un piatto di riso. Certo, il piatto di riso è prioritario, no? Se c'è il bisogno di mangiare. Ma allora io sono, Leonardo, veramente sono contenta che tu parli di queste cose, il sale, la battaglia di Puzzolo, eccetera. Bisogna fare in modo che questi episodi diventino appunto uno storytelling diffuso tra i nostri ragazzi, tra le guide turistiche, eccetera, che noi riusciamo a individuare dei luoghi in cui raccontare queste storie sempre in funzione appunto edificante per avere una nostra memoria, ma sapendola raccontare, perché se la storia rimane in un libro ponderoso, troppo diciamo specializzato, troppo difficile anche, no, forse ecco, bisognerebbe secondo me dargli un carattere un po' divulgativo in modo che questo entri a far parte del nostro patrimonio. In questo caso sarebbe interessante sapere perché gli hanno dato questo titolo, che di solito appunto questi titoli vengono dati, uno diceva la battaglia e veniva nominato contro, no, eccetera, eccetera. Questa che cosa ha fatto? Te l'ho detto, no, lei non ha fatto niente, lei oltretutto era anche minorenne, ma aveva una mamma molto intrigante. La mamma fosse... No, ma lei è stata presentata dal console spagnolo. Ecco, magari No, no, no. la mamma è stata a Torino. No, la mamma no, il console spagnolo ha presentato questa famiglia, perché se tu vai a leggere le carte, c'è una presentazione di questa famiglia veramente, no? E quindi secondo me, perché io non ho trovato la risposta, però prima ho cercato di dirlo, secondo me il re
dopo aver capito l'importanza di questa famiglia nella storia della Spagna e la sua prossimità al re, ha voluto in qualche modo omaggiarla per, diciamo, il riverbero di questo omaggio avrebbe reso grande anche lui. E secondo me c'era questo aspetto, e lui che era un giovane re e quindi aveva tutto l'interesse ad affermare la sua regalità in una Europa in cui invece le monarchie avevano ben altra storia. E quindi secondo me è stata una questione diplomatica, ecco. La storia, le storie della storia attirano sempre moltissimo. Ringraziamo Matteo Micozzi per l'assistenza tecnica, Assolutamente, insomma c'è grazie stato Matteo. dietro per tutto questo incontro. Cristina Ricci, grazie per averci raccontato Prego. la storia che c'è dietro al Principato di Anglona. Tafros editrice, anche se ho visto che tutti ce l'avete, vi ho visto prima in pellegrinaggio al banchetto di Dario Maiore. Grazie ancora e grazie alla Biblioteca Simpliciana che ci ha ospitato. Grazie Buona davvero, grazie. Io vi saluto veramente con grande affetto e vi prego di mandarmi, tanto come diceva Paolo ormai mi conoscete tutti, dei commenti o dei suggerimenti, o se no, ecco, perché veramente è solamente un primo approccio a questa tematica che voglio approfondire anche su vari altri aspetti, per cui mi rivolgo a tutti voi, so che leggerete con attenzione da sardi questo libro e che quindi sarete molto critici. E io voglio la vostra critica, l'accetto, la accolgo e diciamo, le darò un valore, ecco. L'avrai, promesso. Grazie.